7 locali sanzionati per aver tenuto aperto, servendo i clienti, malgrado le restrizioni. Castelfranco, Santa Lucia, Conegliano, un paio di case a Montebelluna e altrettanti a Vittorio Veneto, nessuno al momento a Treviso. La protesta, in alcuni casi a oltranza, degli esercenti rischia di avere conseguenze pesanti. Il prefetto Maria Rosaria Laganà lo sottolinea cercando di mettere in guardia chi sta violando le regole. Credo che queste persone, forse cui capisco lo stato d'animo, non si rendono conto delle conseguenze a cui vanno incontro. Chiaro che se continuano possono essere sanzionati anche ogni giorno e quindi poi si passa dalla chiusura dei 5 giorni a quella di un mese che si somma ad altre chiusure di pari durata, il che vuol dire che quando poi, come speriamo presto, si può ripartire, loro dovranno scontare tra virgolette questa sanzione e quindi avrebbero un danno a cui, perseverando, rischiano di aggiungersi anche i veri e propri reati con successive denunce. A questo non si vuole arrivare. Il prefetto ha chiesto alle forze dell'ordine di spiegare bene agli esercenti a cosa vanno incontro. Abbiamo suggerito, abbiamo fatto un comitato anche oggi, di procedere con le sanzioni, ma al tempo stesso di spiegare bene quali possono essere i futuri sviluppi, di perseverare in queste condotte, ecco. Il taglio dei vaccini in arrivo non ci voleva, ma il calo dei contagi e dei ricoveri in terapia intensiva fa ben sperare. Abbiamo dei chiaroscuri e io mi auguro che comunque un percorso per uscire si sia in qualche modo mai avviato. Sullo sblocco dei licenziamenti, infine, è possibile dopo il 31 marzo. La Ganà condivide la preoccupazione di sindacati e categorie economiche. Abbiamo i primi dati che arrivano dalla Camera di Commercio non ancora organizzati, sono ancora in corso evidentemente gli approfondimenti, da cui emerge che sicuramente molte attività chiuderanno, forse sicuramente più che in passato, quindi anche se ovviamente non in tutti i settori allo stesso modo, quindi sicuramente c'è una situazione di crisi. Certo, se da qui a marzo le cose dovessero riprendere, io posso anche immaginare che alcune, diciamo così, situazioni si possono in qualche modo rimarginare, poi confidiamo anche eventualmente sulla possibilità che per alcune situazioni ci possa essere anche una proroga di questi provvedimenti, di queste misure a tutela appunto del lavoro e dei lavoratori.